a parlare. Proviamo, prova audio, 1, 2, 3, prova. Prova, 1, 2, 3, prova. Sì, prova. Non so quanto, a che distanza va il microfono, vediamo. Sì, poi mi metto là. Prova. 1, 2, 3, prova. Prova. 1, 2, 3, prova. Metto qua. È così. Sì. Prova, 1, 2, 3, prova. Ciao Marco. Prova. 1, 2, 3, prova. Se mai ti rubo un roster. No, ma li lascio qua. Cioè, resto qua. Sì, però magari. Ah, va bene. Sì, se magari faccio prima. Se è così esatto è un problema, dici. Questi sono i nostri, con l'avversario. Poi tu mi dici chi ha fatto gol, ovviamente. Perché sei in diretta, Sì, mi sposto perché proprio. Sì, qua nel senso, qua a fianco. Hai ragione. Tra pochi minuti inizia la partita tra Fox Legnaro e Tigers Tergeste, gara 4 di andata del campionato di Serie A Hockey Inline.
Pronto per iniziare, saluto i portieri e poi si parte da centrocampo con l'ingaggio. No, è piccato. Legnaro schiera capitano Diego Ometto, poi giocatori di movimento Daniele Carron, Davide Carron, Giacomo Cravagna, Giacomo Morandin portiere, Tommaso Miozzi portiere, Elia Calore, Mattia Pietrobon, Antonio Pistellato, Ettore Sesana, Elia Baglieri, Andrea Zanon, Raffaele Zabbari, Alberto Zanette, Lorenzo Trevisan e Gabriele Marchetta. Io li avevo messi qua, e nessuno li ha portato in scusatoio, sennò che qua ho fatto ora da Mentre il Tergeste, capitano Nicolas Angeli, portiere John Scrubey, Nathan Angeli, movimento, poi David Leben, Nathan Martinetti, Lorenzo Mocellin, Pierluigi Mollica, Davide Monteleone, Federico Montenesi, Camila Porto, Marcel Prebil, Rachele Savini, Tommaso Savini, Jean Scoff e Francesco Zenga. Partita iniziata. Tempo 20 minuti. Antonio Pistellato dietro porta per l'uscita di zona, c'è Daniele Carron col disco, si accentra, tiro, riparte il Tergeste col disco, si riorganizza la difesa del Legnaro. Uscita di zona del Tergeste col capitano, porta il disco, torna indietro, difesa a uomo, marcatura a uomo del Legnaro. Pressione di Daniele Carron al Tergeste, riconquistato il disco. Valieri passa indietro a Antonio Pistellato costruisce, cambio linea. Pietrobon col disco, viene chiuso dietro porta, recupera il disco, Mattia Pietrobon viene spinto ma regolare contro due avversari. Ha recuperato il disco dal Tergeste. Apertura, ha chiuso tutti gli spazi Legnaro, Tergeste fa fatica a uscire. Che pressione, molta pressione, riconquistato il disco dal Legnaro. Mattia Pietrobon costruisce, riprende il disco Sesana, ritorna per l'uscita di zona, Pietrobon in velocità, tiro, riconquista il disco, il Tergeste, chiuso a centrocampo da parte Zabbari, ripreso il disco al Tergeste. Uscita di zona dietro porta.
Bella azione in velocità del Legnaro. Pietrobon recupera il disco, passaggio a fianco porta, ottima occasione per il Legnaro. Ingaggio, cambio linee. Linea, Diego Metto all'ingaggio, passaggio indietro al nostro. Trevisan ha costruito il gioco molto veloce, Trevisan dietro è Davide Carron, passaggio a Diego Metto capitano, costruzione di Davide, passaggio al centro a Diego, tiro, peccato, bella occasione, ecco Trevisan col disco. 3 su di lui l'ha perso. Azione di gioco un po' confusa. Parata del nostro portiere, tiro da centrocampo. Davide ricostruisce, avanti per Trevisan del Legnaro. Tenuto il disco, 2 tiri e alla fine ha segnato. Ha segnato Trevisan Lorenzo dei Fox su assist di Davide Carron. 13. Sbagliato. Di zona, prima linea del Legnaro dentro, in balaustra Antonio Pistellato, grande esperienza, dietro per Elia Valieri, Daniele Carron col disco, riparte in velocità, passaggio si intende bene con Elia, tiro, parata, ingaggio, zona d'attacco per Legnaro. Mantengono le linee, ingaggio. Zanetti recupera il disco dietro porta, inseguito dall'avversario, da Prebil. Parte in velocissimo Daniele. Vediamo. Lotta in balaustra. Daniele è fortissimo, tiene testa da 2 avversari, a 3. Alla fine ha perso il disco, ma fermato l'avversario da Elia Valieri che attacca subito, passaggio al centro, Daniele Carontino ma alto sulla porta. Valieri col disco, costruisce, Zanette, ottimo difensore con va al cambio, disco dietro porta Legnaro e va al cambio Legnaro entra alla seconda linea. Mattia Pietrobon prende il disco, adesso andrà a cambiare anche. È recuperato il disco del Tergeste, recuperato di nuovo dal Legnaro. Ecco, Elia Calore è stato atterrato. Tergeste fa pressione davanti porta ha recuperato il disco Pietrobon, riparte in velocità, disco subito Elia Calore al centro, passaggio al volo, azione finisce con portiere del Tergeste che blocca il disco. Ottima azione del Legnaro.
bene. Ingaggio, terza linea del Legnaro. Recuperato il disco dal Tergest, ripreso da Trevisan, giovanissimo, l'anno scorso ha vinto con la 18 del Legnaro. Campionato. Ecco, capitano dietro porta, Diego. Passaggio direttamente a Trevisan, la volta precedente è stato molto produttivo perché così è nato il gol, vediamo. Trevisan col disco velocissimo, parte, si accentra, tiro parato, riprende il disco. Il fulmine Trevisan. Bene, molto bene, bello. Davide Caron di nuovo su Trevisan. È incontenibile. Dietro porta Davide, riapre su Trevisan, uscita di zona, chiuso in balaustra, ci stava anche il fallo. Rientra la prima linea, cambio al volo, è rientrato Antonio, Pistellato, blocco, adesso ingaggio in zona di difesa del Legnaro, zona attacco Tergest. Cambio linea per il Tergest, prima linea per il Legnaro. Ingaggio Antonio Pistellato per il Legnaro, vediamo. Recuperato il disco, Valieri, disco per Valieri che è in angolo. Dribbling, passaggio, parata del portiere del Tergest, ringaggio in zona d'attacco per i Fox. Ingaggio vinto dal Legnaro, Zanetti ricostruisce nella zona di difesa, riparte Elia Valieri per Antonio Pistellato, ancora Elia Valieri che però perde il disco, recupera ancora Pistellato dietro porta dei Fox, un po' di pressione del Tergest. Prende tempo Antonio dietro porta, aspetta che si apra dello spazio, riparte, ecco uscita di zona di Daniele, disco Valieri, ripassa Daniele Caron, passaggio davanti porta, niente, disco recuperato dal Tergest, si lotta dietro porta del Tergest, recuperato il disco da parte dei Fox, di nuovo dal Tergest, riparte, ma la pressione è molto elevata dei Fox, il disco recuperato dai Fox. Antonio Pistellato dietro porta, Valieri recupera il disco, parte in azione velocissima, siamo in 2 contro 1, accidenti, è ottima occasione di Valieri, peccato per i Fox. Ferma il disco il portiere del Tergest e si riparte con ingaggio. Cambio linea, Legnaro entra alla seconda linea. Ingaggio vinto dal Legnaro con Elia Calore che recupera il disco. Dietro porta Legnaro, parte Elia velocissimo, in zona d'attacco, riparte col disco Cesana, Ettore, tiro, bloccato dal portiere del Tergest l'azione. Si riparte con l'ingaggio. Cesana l'ingaggio per i Fox. Ingaggio vinto dal Tergest che riparte disco dietro porta, pressione dei Fox, prendono tempo, la squadra del Tergest prende tempo, rallenta il gioco.
Uscita di zona del tergeste, un po' lenta, torna indietro. Decide di tenere il disco e di... Parte tiro del tergeste, bella azione, portiere coperto comunque il nostro. Viene recuperato il disco dai Fox da parte di Zabari, molto veloce il ragazzo del Fox. Zabari ha fatto molta pressione, ha bloccato l'avversario. Adesso uscita di zona del tergeste molto complicata, direi, non riescono a trovare spazio. Finalmente sono usciti, vediamo, chiusura, è riuscito, portiere nostro apparato, portiere dei Fox apparato, scusate. Disco uscito, si riparte con ingaggio. Ingaggio in zona di difesa del... All'ingaggio il capitano dei Fox e il numero 20 del tergeste. Recupera il disco Pietro Bon, va in azione d'attacco solitaria, tiro di polso parato. Disco ritorna in zona difesa con Davide Carron che gestisce il disco e subito in attacco. Velocissimo Trevisan, ha recuperato il disco, si riparte con un'altra uscita di zona. Trevisan velocissimo, lascia sul posto l'avversario, tira con Diego Meto che faceva da scarma oltre il portiere, ma ferma l'azione, è uscito il disco. Su deviazione dell'avversario, quindi si riparte con l'ingaggio in zona d'attacco dei Fox. Ingaggio Fox, un po' complicato, ha recuperato il disco il tergeste, riesce a uscire fare l'uscita di zona, attacco, un tiro, ha recuperato il disco di nuovo dietro porta al tergeste, tiro bloccato dal portiere dei Fox. Si riparte con l'ingaggio in zona d'attacco tergeste. Cambio linee per il tergeste, cambio linea per i Fox. Entra la prima linea per i Fox. Antonio Pistellato all'ingaggio, lo vince. Perfetto. Carron recupera il disco in attacco, si libera e tira. Portiere para, quindi si riparte con ingaggio in zona d'attacco per i Fox. Ancora Antonio Pistellato all'ingaggio per i Fox. Ingaggio complicato, ma recupera il disco i Fox. Con Zanette dietro porta per la uscita di zona velocissima di Daniele. Sorpassa due avversari, però il terzo blocca il disco, riprende il controllo del disco il tergeste, cerca di uscire dalla sua zona, ma c'è molta pressione da parte del Legnaro. Recupera il disco, tiro al volo di Zanette su passaggio di Valieri, molto bello. Ecco, Daniele Caron riesce a recuperare il disco, ha recuperato il disco il tergeste su un passaggio un po' sporco del Legnaro. Si lotta dietro porta del tergeste e libera il tergeste. Si libera dalla pressione, riparte il Legnaro velocissimo con Antonio. Tergeste chiuso in difesa, il Legnaro che gira attorno, è quasi una scatola, direi. No, è sempre... No, come non detto.
È sempre Elia, bellissimo gol solitario di Elia. Bellissimo gol sull'incrocio alla parte sinistra del portiere di Elia Vallieri, che ha saltato 2 avversari, il terzo non è riuscito da fermo a bloccarlo. Seconda linea del Legnaro, recuperato il disco, dietro porta, apertura per Elia Calore, velocissimo sull'angolo, lotta contro 2 avversari e riesce a recuperare il disco, passarlo indietro a Ettore Sesana. Pietro Bon di forza riesce a recuperare il disco, molto solido, 2 avversari su di lui, si ferma e torna dietro porta. Legnaro prende tempo, uscita di zona con Mattia, Pietro Bon, si accentra, scarta l'avversario, tiro, parata del portiere e si riparte con l'ingaggio in zona d'attacco per i Fox. Ingaggio, sono caduti in 2, ingaggio un po' complicato, ha recuperato il disco Terzeste, ma di nuovo i Fox recuperano dietro porta e ripartono. Vedo Pietro Bon, ha recuperato il disco il Terzeste, un'azione veloce ma sbagliano il passaggio, recupera il disco Elia Calore in angolo. Pietro Bon riparte, no, Pietro Bon, sbagliato. Ettore Sesana, scusate. Arriva fino in porta, bellissima azione solitaria di Ettore Sesana e un portiere para. Si riparte con ingaggio in zona d'attacco per i Fox. Dentro la terza linea per i Fox. All'ingaggio Caravagna, poi c'è dietro verso la difesa il numero 15 Trevisan dei Fox. Velocissimo rientro di Trevisan, recupera il disco in zona di difesa del Legnaro, adesso uscita di zona del Legnaro con Davide Carron. Diego Ometto in angolo, passaggio, non ha intercettato nessuno, si riparte dalla zona di difesa, un passaggio intercettato dal Tergeste che arriva al tiro, parato dal portiere dei Fox. Ingaggio in zona di difesa, riparte, secondo me è fallo su Mattia Pietrobon, esce il portiere dei Fox e giocheranno in 5 contro 4 di movimento finché il disco non viene, finché non si segna o finché non viene recuperato il disco dal Tergeste. Quindi adesso abbiamo Tergeste è chiuso in difesa, scatola in 4 davanti al loro portiere e gestisce l'attacco Elia Vallieri dal centrocampo e intanto scorre il cronometro a circa 3 minuti dalla fine, quindi con vantaggio di 2-0 un'ottima opportunità per il Legnaro di chiudere bene il primo tempo.
Elia Valieri gestisce con molta calma il vantaggio. A fianco porta c'è Elia Calore, ai due lati c'è Antonio Pistellato che ha tirato, in questo momento ha recuperato il disco, quindi ai due lati c'è Mattia Pietrobon e Antonio Pistellato, al centro davanti alla porta c'è Daniele Carone, proprio vicino al portiere, invece davanti alla porta avversaria c'è Elia Calore. Tiro di Daniele Carron, ok, recuperato il disco dal Tergeste, quindi adesso partono 2 minuti di penalità. 2 minuti di penalità al numero 20. Numero 20 del Tergeste che è Nathan Angeli, sì. Ah, gancio forse. Ha fatto movimento. Ah, ok. Ingaggio in attacco per Fox, formazione per il power play. Rispetto alla prima linea c'è Mattia Pietrobon al posto di Antonio Pistellato. Daniele Carron gestisce il disco. Fianco porta ha preso dietro porta il disco Elia. Pietrobon ha preso il palo, grande fisicità dietro porta. Per un attimo ha recuperato il disco il Tergeste, ma è di nuovo il Fox che gestiscono. A un minuto dalla fine. Pietrobon difende il disco dall'attacco dell'avversario, fisicamente entrambi molto prestanti, quindi una bella lotta. Elia Calore gestisce il disco dietro porta, attaccato da due, lo perde un attimo, ma vediamo l'Eben del Tergeste, sbaglia il passaggio all'indietro del compagno, occasione per Elia. Il portiere riesce a deviare, ritorna il disco dietro porta a 16 secondi dalla fine. Ecco. Daniele Carron, tiro al volo, parato dal portiere. 4 secondi dalla fine. Finisce il primo tempo con i Fox in vantaggio 2-0 e si ripartirà al secondo tempo con 15 secondi di penalità per il Tergeste, che giocherà in tre giocatori in movimento per altri 15 secondi. Intervallo primo secondo tempo 10 minuti, poi ci rivediamo.
Pronti per il secondo tempo. Ripartono i Fox in power play per 15 secondi. Recuperato il disco dai Fox, riparte con Antonio, Daniele, Antonio, Daniele, Antonio. Tra pochissimo squadra del Trieste del Tergeste al completo, quindi sono 4 contro 4. Fox non hanno sfruttato questa occasione, ma il vantaggio per 2-0 e vediamo nel secondo tempo come procede. Uscita di zona, Daniele Carron, il disco, appoggio su Elia Valieri, ritorna al disco Antonio Pistellato dietro porta, si riparte, riapre l'azione, Antonio riparte, Fox gestiscono il disco, riparte Elia Valieri, tiro, ritorna al disco per l'uscita di zona Antonio, attaccato dall'avversario, esce da dietro porta e decide di attaccare lui, ritorna indietro, gestisce il disco. Ripartenza su Daniele Carron, tiro, non ha preso lo specchio della porta, Valieri si presenta davanti porta, non arriva al passaggio, recupera il disco Daniele tra due avversari, no, l'ha riperso, Zanetta recupera il disco, ottima difesa, Valieri in attacco, è attaccato da due avversari, perde il disco, riparte il Tergeste, riparte subito senza tiro immediato da centrocampo e recupero disco da parte dei Fox. Antonio Pistellato, attaccato dall'avversario, mantiene, entra alla seconda linea, si prepara per il cambio, perfetto, Pietro Bon dietro porta, per i Fox, riparte velocissimo i Fox, tiro di Ettore Sesana, recupero del disco da parte dei Fox, bella provata a scartare il portiere, c'era quasi riuscito. Si riparte con l'ingaggio. Velocissimo Zabbarin in questo attacco. Ingaggio e tiro al portiere, si riparte con ingaggio. Tiro verso la porta del Tergeste da parte dei Fox con Pietro Bon, ingaggio. Tiro immediato sull'ingaggio direttamente da parte di Pietro Bon. Disco recuperato dal Tergeste, attacco direttamente da uscita di zona. Attacco di Ettore Sesana, tiro, recupera il disco, indietro per Zabbani, dietro porta per i Fox, disco ancora per i Fox, attacco immediato da parte di Pietro Bon, molta pressione dei Fox verso il Tergeste, ritorna Pietro Bon verso la porta, riprende tempo, passaggio Elia Calore, scarta l'avversario, riparte, ma fallo su Elia Calore. Quindi adesso esce il portiere dei Fox e saranno ancora 5 contro 4 per fallo su Elia Calore. Si schiera in difesa il Tergeste con i 4 giocatori chiusi a scatola davanti alla propria porta e come alla fine del primo tempo i 5 giocatori di movimento del Legnaro. Tiro di Pietro Bon al volo e recupero del disco a parte del Tergeste, si riparte con 2 minuti di penalità per il Tergeste. Numero 4 del Tergeste in penalità, adesso vediamo che tipo di penalità gli ha dato.
Quindi 2 minuti per Monteleone per Sgambetto. Richiedono, è stato un contrasto tra Elia Valieri e l'attaccante avversario. C'è stata la richiesta da parte del Tergeste di un fallo, ma un po' di tensione in campo, ma nulla di fatto. Molto aggressivo il giocatore. Carica su Valieri, fallo, quindi si ripartirà finché il disco è in possesso dei Fox, resteranno in 3 contro 4. Appena il Tergeste riprende il disco, il numero 15 Prebil, il numero 19 Prebil andrà in panca puniti. Penalità attuale scade tra circa 30 secondi. Ok. Quindi a 30 secondi di penalità per il primo giocatore. Adesso il Tergeste giocherà in 2 contro 4 per 30 secondi. Quindi adesso il Legnaro sta giocando in 4 contro 2. Ecco, segnato, quindi viene annullata la prima penalità con il gol a 21 secondi che doveva ancora scontare il giocatore e rimane giocatore del Tergeste, Lebel. Stanno decidendo gli arbitri cosa fare. Ha preso 10 minuti di penalità probabilmente. Allora, il numero 13 del Trieste. 13 del Trieste. Ha preso 2 minuti per eccessiva durezza. Più 10 minuti di penalità per cattiva condotta per il numero 13. Quindi in panca puniti andrà un sostituto per 2 minuti del numero 13 e giocheranno ancora in 4 contro 2. Il Tergeste giocherà ancora in 2 contro 4. Una delle 2 penalità era già finita? No. No. Silenzio, via! Via! Sì, sì. No, non era finita. Gli arbitri stanno organizzando e rivedendo la sequenza degli eventi.
Mi correggo, il gol non l'ha fatto Elia Valieri, ma l'ha fatto Daniele Carron. Il gol che ha fatto il Legnaro era con 2 giocatori in penalità e non era ancora scaduta la penalità. Il giocatore numero 13 del Tergeste ha preso 2 minuti più 10 per cattiva condotta, quindi adesso giocheranno ancora in 2 contro 4 e un sostituto andrà in panca puniti. In questo caso vedo il 44 dei Tigers, il 44 che è Lorenzo Mocellin in panca puniti, assieme a Lebel che aveva preso la penalità nell'azione precedente. Siamo in attesa della decisione degli arbitri. Legnaro abbastanza tranquillo. La partita si era un po' scaldata, speriamo che rimanga nei limiti precedenti a questi ultimi avvenimenti. Si riprende il gioco, linea di power play con Elia Valieri, Mattia Pietrobon, Elia Calore e Daniele Carron. Al vertice immagino ci sarà, come al solito, Valieri per gestire il power play. Ok, si riparte con ingaggio in zona d'attacco, zona di difesa, scusate, di Fox. Molto aggressivi quelli del Tergeste. Fox hanno segnato con le penalità 1 minuto e mezzo, quindi si ripartirà, verrà annullata la penalità del giocatore numero 19 e si ripartirà. Quindi ha segnato Daniele Carron su assist di Mattia Pietrobon. Adesso si giocherà in 4, Fox in 4 e in 3 il Tergeste, invece prima erano in 2. Cancellata una penalità, c'è ancora la seconda penalità per il numero 13 per 1 minuto e mezzo. Che è Alessandro Sassoli, che poi resterà fuori per altri 10 minuti per cattiva condotta. Conquistato il disco da parte dei Fox, riprendono il controllo del gioco.
recupera il disco il Tergeste, va in azione d'attacco solitaria e viene interrotto il gioco per un fallo da parte dei giocatori del Legnaro sull'attaccante del Tergeste. Elia Vallieri per immagino sia sgambetto, adesso vediamo. Ah no, trattenuta, 2 minuti per trattenuta per Elia Vallieri. Quindi giocherà ancora, si giocherà in 3 contro 3 per 30 secondi e poi per circa 1 minuto e 10 i Fox giocheranno in inferiorità numerica. Mm. 3 contro 3 marcatura uomo, quindi sono chiusi quelli del Geste, vedo Fox fanno girare il disco, il Tergeste è al completo, quindi è in power play mentre i Fox sono in penalty per 1 minuto e 10 circa. Comunque il disco è ancora in possesso dei Fox. C'è stato un contatto duro tra Mattia Pietrobon e il giocatore del Tergeste per numero 29 Scoff, 2 minuti, quindi si ritorna in parità 3 contro 3. Quindi per 1 minuto saremo in 3 contro 3, poi per il minuto successivo i Fox saranno in superiorità numerica. Quindi adesso 3 contro 3 immagino che controlleranno il disco, e invece no, vanno in attacco e bellissimo attacco da parte di Daniele Carron, si difende il disco contro 2 giocatori, ritorna in attacco. Un po' di partita si è un po' accesa, un po' di tensione in campo, vedo. Cambia Daniele Carron con Elia Calore. Che Zanetti gestisce il disco dietro porta, Pietrobon gestisce anche lui, ma va in attacco il Fox. Io avrei pensato controllassero il disco, ottima occasione davanti porta da solo Pietrobon, ma gli è arrivato male il disco. Molta fisicità nei contrasti. Pietrobon recupera il disco e scivola nel contatto con l'avversario. I Fox al completo per 40 secondi saranno in superiorità numerica, che finisce adesso con il gol di Mattia Pietrobon. Quindi le squadre torneranno in 4 contro 4 con i Fox in vantaggio quindi gol di Mattia Pietrobon con il passaggio di Elia Vallieri, su assist di Elia Vallieri. Quindi Fox Fox 5, Tergeste 0.
sono sbagliato, è 6-0, c'è un po' di confusione sul punteggio, scusate. La partita si è un po'... si sono un po' rotti gli schemi, si attaccano in tutte le zone del campo con qualche stecca alta, ho visto. Si sono rotti tutti gli schemi, si gioca tutto campo. Disco su disco, c'è una continua pressione. Adesso si è un po'... Davide Carron ha deciso di rallentare il gioco e di mettere ordine. Partito 3. Trevisan col disco, velocissimo. Tentato il tiro deviato, recuperato il disco da Silotta in balaustra, molto accanita. Ecco, vediamo Diego, bellissimo giochetto, riuscito a recuperare il disco. Adesso grande pressione, recuperato il disco di nuovo da Mattia. In balaustra per Trevisan, perfetto. E va al cambio. Davide Caron va al cambio, attaccato dall'avversario. Un po' di difficoltà a tenere il disco, ma alla fine mette ordine Antonio Pistellato dentro la prima linea completa per i Fox. Elia Valieri in velocità, torna indietro e controlla il gioco, gestisce. Ecco Daniele Carron, passaggio bellissimo in profondità a Elia Valieri. Recuperato il disco da Zanette e riparte Elia Valieri con Antonio Pistellato in attacco. Bellissimo passaggio a Zanette. La linea di difesa ha fatto un'azione di attacco bellissima. Antonio Pistellato e Zanette. Alla fine ha parato il portiere, si riparte con l'ingaggio. Il portiere del Tergeste, si parte con l'ingaggio in zona di difesa Tergeste. Time out richiesto da Tergeste. Quindi 30 secondi un minuto di pausa. Serata abbastanza umida, vedo che hanno asciugato l'area del portiere. Ricordiamo che c'è Giacomo Morandini in porta per i Fox, che al momento non ha subito nessun gol. Il gioco con ingaggio, disco recuperato da Pietro Buon al centrocampo. Ha provato a scartare il portiere Elia Calore, trazione molto, disco dietro porta. Elia Calore ha contrastato l'avversario, che per geste riprende il disco a metà campo, slap verso il portiere parato da Giacomo Morandin dei Fox, disco per i Fox dietro porta. Sei minuti alla fine, i Fox gestiscono un vantaggio di 5-0.
attacco molto, si sono chiusi quelli del Terzeste, l'attacco dei Fox finisce, perdono il disco e riesce il giocatore del Terzeste ad arrivare fino in area, ma perde il disco. Attacco dei Fox, recuperato il disco di nuovo da parte del Terzeste, di nuovo Pietro Bon. Nelle fasi alterne si è calmato un po' il gioco, sono meno reattivi le due squadre. Zanon dietro porta, gestisce il disco, prende tempo, decide di aprire per il capitano Ometto, Diego, tiro, recuperato il disco dal Terzeste, ma contrasto, vediamo, riapre. Recuperato il disco da parte di Zanon e riparte Trevisan con un velocissimo, libero davanti porta, non è arrivato il disco a Diego davanti porta. Intanto azione solitaria del Terzeste con un tiro che è uscito e riparte con altra fase molto concitata. Vediamo Trevisan, tiro cercato da solo contro due, adesso vediamo, uscito il disco, si riparte con ingaggio. Uscito il disco, nessuno l'ha deviato, quindi si riparte con ingaggio a centrocampo. Hanno sfermato il gioco e stanno verificando quando scadono i 10 minuti di cattiva condotta per il giocatore del Terzeste. Giocatore dei Tigers. Si riparte con l'ingaggio, prima linea. Fox. Antonio Pistellato ha recuperato il disco per i Fox. Daniele Carron verso Elia Vaglieri in attacco. Gestisce il disco. Si intende con Daniele Caron che riparte, parata del portiere dei Tigers. Si riparte con ingaggio in zona difesa Tigers. Cambio linea per i Tigers e i Fox rimangono con la prima linea. Ingaggio, recuperato il disco dai Fox. Daniele Carron e Elia Vaglieri perdono il disco centrocampo ma lo recuperano. Riparte Antonio Pistellato col disco in attacco. Vaglieri davanti alla porta.
ritorna indietro col disco e si riparte con la costruzione del gioco. Cambio linea per i Fox, entra la seconda linea. Parte Elia Calore in velocità col disco, in uscita di zona, scarta l'avversario, tiro, parata, portiere, si riparte con ingaggio in zona d'attacco per i Fox. Ingaggio vinto dai Fox, Mattia Pietrobon ritorna per la costruzione del gioco dietro porta, riparte con un'apertura verso Elia Calore, si combatte dietro porta in balaustra dei Tigers. I Tigers recuperano il disco, per un momento erano in 3 contro 2, ma recuperato il disco dei Fox, tiro da parte di Pietrobon, deviato, recuperato il disco da Elia Calore dietro porta avversaria, assist al volo per Pietrobon che segna, quindi gol di Pietrobon su assist da dietro porta avversaria da parte di Elia Calore. Tiro al volo velocissimo, molto, molto bene, bella azione. Quindi a circa 2 minuti e mezzo dalla fine i Fox conducono per 6-0, no, sbagliato. Ingaggio zona d'attacco dei Tigers, bloccato il disco il portiere dei Fox Giacomo Morandin. Ingaggio un po' complicato, ma alla fine recupera il disco i Fox. C'è dentro la terza linea con Zanon che è partito col disco, è ritornato. L'uscita di zona non è riuscita benissimo, ma Ometo ha recuperato il disco. 2 contro 1 il Terzeste per un attimo, ma non hanno sfruttato l'occasione. Merito anche di Diego che tra 2 avversari è riuscito a recuperare il disco dietro la sua porta. Riparte Trevisan, lascia il disco a Ometo che ha subito una carica. Vediamo come disco per Trevisan, assist al centro, sono i 2 contro 1 in attacco. Zanon è riuscito a recuperare il disco, ma a difendere bene. Il nostro portiere ha parato l'iniziativa avversaria. Un po' sbilanciati i Fox in questa occasione. Torna la prima linea in campo per i Fox. 1 minuto e 20 alla fine. Elia Valieri recupera il disco, lo perde nel contrasto, riparte dietro porta verso la porta avversaria. Antonio Pistellato in azione solitaria, ma scivola, perde il disco, riparte il Terzeste. Para Morandin l'iniziativa avversaria, ancora il disco in possesso dei Tigers, ma recupera Elia Valieri assieme a Antonio Pistellato. Elia Valieri decide di rallentare il gioco. Daniele Caron dietro porta dei Fox, difende il disco a 30 secondi dalla fine. Daniele Caron riesce a ripartire da solo, poi recupera il disco il Terzeste, ma perde il disco su pressione dei Fox. Riparte Antonio Pistellato, 14 secondi da giocare.
spistellato in azione solitaria, cade, perde il disco. Ultima occasione per i Tigers. E lottano dietro porta dei Fox. Finisce la partita con i Fox che hanno dominato con un punteggio di 6-0. Partita che è stata corretta per gran parte, tranne per una decina di minuti nel centrale del secondo tempo, dove è successo un po' di tutto. La partita era già sui binari della vittoria per la parte dei Fox. Quindi Giacomo Morandin finisce con 0 reti subite, quindi ottima prestazione, direi. E facciamo gli auguri a Lana Gione, che è al bordo campo e purtroppo ha avuto un incidente in allenamento, mi pare, e speriamo guarisca presto. Buona serata a tutti e io vi lascio, perché ottima prestazione dei Fox, direi. Buona serata a tutti.